Siamo con il professore Corrado Mirto, già docente dell'Università di Palermo presso la Facoltà di Scienze dell'Informazione. Professore, lei è candidato a Messina nella lista del Fronte Nazionale che è ospitata nel simbolo di Mariano Ferro Presidente. Questa città di Messina, nella storia, che cosa possiamo dire di questa grande città? La Messina nella storia ha avuto momenti di grande gloria, il che non significa che sono durati per secoli e secoli, però ci sono stati motivi di eccellenza legati all'insurrezione del Vespro. L'insurrezione del Vespro del 1282 scoppia a Palermo. All'inizio Messina non partecipa, mentre Palermo manda un messaggio ai fratelli di Messina dicendo: combattete contro l'antico nemico, mostrate il vostro valore. La risposta del governo di Messina è improntata a un detto buonsenso. I governanti di Messina dicono: cari amici di Palermo, voi conoscevate la potenza di Carlo d'Angiò, non dovevate insorgere. Però anche perché l'esercito era a Messina, la flotta era a Messina in quel momento, quindi Messina erano più esposti a una vendetta. Messina era più controllata. Era più esposta. Questa è la risposta del governo, ma non è la risposta dei messinesi. Il popolo messinese parteggia per la Sicilia e per Palermo, vengono mandate navi messinesi dal governo angioino a bloccare il porto di Palermo. Questi equipaggi messinesi arrivano non come nemici ma come amici, non fanno niente e non vengono molestati. Poi però l'animosità della popolazione contro gli angioini va crescendo tanto che le truppe angioine vengono consegnate nelle caserme per evitare gli insulti abituali a cui erano esposti e per evitare un fatto di incidente più grave. E a un certo punto, sarà passato, se non ricordo male, un mese, il popolo messinese insorge. Contro Messina si scatena la furia del governo angioino che con grandi mezzi assedia Messina, e questo è uno dei momenti più alti della storia messinese. Quindi il Vespro è un passaggio fondamentale nella storia di città. Certo, tutta la popolazione partecipa alla difesa contro preponderanti forze nemiche e la Confederazione Siciliana non ha i mezzi per rompere l'assedio, si attesta con l'esercito a una certa distanza ma poi non riesce ad andare avanti. L'odio che si è diffuso contro i siciliani porta uno storico, che però non è italiano, è inglese, a dire: tra quelli che andarono in soccorso dei messinesi non c'è nemmeno un siciliano. E pensate, Babbeo, quello aveva fatto un capitolo in cui diceva gli stranieri che vennero in soccorso di Messina. Certo non c'erano cittadini siciliani, erano stranieri, vennero numerosi, si chiusero a Messina. Per alcuni mesi la furia del governo angioino si accanì contro le resistenze messinesi, fino a quando cominciò a rabbuiarsi l'orizzonte per Carlo I d'Angiò, che era un uomo prudente e precipitosamente lasciò la Sicilia e l'assedio di Messina prima che le cose si mettessero molto male per lui. Quindi questo è un momento clou di resistenza che provocò l'ammirazione dell'opinione pubblica del tempo.
E il campanile del Duomo di Messina rappresenta proprio questa storia del Vespro. Sì, sì. Questo monumento, questa realizzazione artistica del Sì, campanile del Duomo. di questa epopea, Di questa epopea. con le donne che combattevano sulle mura, con gli ecclesiastici, addirittura con i professori, che sono persone pacifiche, ma in quell'occasione combattevano pure loro sulle mura. Grazie, Grazie, per l'intervista.